benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. A Palermo di nuovo allarme sicurezza dopo l'ultimo accoltellamento a Ballarò. La notte il quartiere è teatro di violenti scontri tra bande. A Catania arrestato un uomo che sparava con la pistola per esercitarsi vicino a una bambinopoli. Castelvetrano ha tentato inutilmente di fuggire, la professoressa vittima di femminicidio. Il marito prima l'ha accoltellata, poi finita a colpi di chiave inglese. L'uomo si è suicidato lanciandosi dal balcone. Domani in città fiaccolata di commemorazione. Temperature roventi in Sicilia, il prossimo weekend si annuncia ancora più torrido. Bere molta acqua, consumare frutta e verdura, evitare cibi grassi, insaccati e alcolici. Al TG Sicilia i consigli del nutrizionista professor Calabrese. Catania, concerto di beneficenza degli studenti del liceo musicale di Librino per i pazienti dell'ospedale San Marco. E intanto l'amministrazione approva un progetto per il rilancio del quartiere. A Mazara del Vallo, Shushan Nouren, tunisina, è la nuova consigliera comunale aggiunta. In città consistente la presenza attiva dei suoi connazionali. L'attrice Anna Valle ringrazia medici e personale del reparto di senologia dell'ospedale Cannizzaro di Catania per l'umanità e la professionalità adoperata nell'intervento cui è stata sottoposta la madre. La scuola è finita, ma non per i maturandi, 46.000 i giovani siciliani che si preparano alla prima prova, il tema del 18 giugno. Al nostro TG tra poco i pronostici sulla traccia secondo l'intelligenza artificiale. Calcio, Serie B, ore decisive per il passaggio di Pippo Inzaghi al Palermo, l'ormai ex tecnico del Pisa pronto a sbarcare in Sicilia. Poi si potrà pensare alla campagna di rafforzamento. Bentrovati, l'ultima rissa con accoltellamento di un giovane extracomunitario riaccende l'allarme sicurezza nel centro storico di Palermo. La notte Ballarò in particolare è teatro di scontri tra bande rivali. Servizio di Marco Gullà. Le tracce di sangue a terra, tasselli di una notte di ordinaria follia. Ballarò, cuore del centro storico di Palermo, verrebbe da dire, ci risiamo. Sabato notte, nella piazza cuore pulsante del mercato e dello smercio di droga, si sono affrontate due bande. Durante la rissa, scoppiata probabilmente per questioni legate allo spaccio, sono saltate fuori le lame. Ad avere la peggio, un ragazzo che dopo essere stato ferito è scappato. Ricoverato al policlinico, non ha dato informazioni su cosa è successo. Centro storico che diventa ring, teatro di accoltellamenti e risse, residenti che non escono dopo un certo orario, commercianti che chiudono prima le loro attività. Sono talmente tanti oramai i reati consumati regolarmente, dal furto, dalla spaccata, dalla rapina, dall'aggressione, che i cittadini hanno iniziato persino a mettersi in associazione, in gruppi e a presentare degli esposti, ma non si riesce a soddisfare le esigenze, le richieste, le necessità dei cittadini con la prevenzione, perché ciò che serve a Palermo è la prevenzione per una maggiore sicurezza e legalità. E così, se fino alle 18 il centro storico è meta di turisti e cittadini che passeggiano liberamente, in serata tutto cambia. Bande di extracomunitari diventano padrone delle strade e dei vicoli dove spacciano crack e altre droghe, importunando anche i turisti. Una parte di città che continua ad essere sottomessa a baby gang e bande di microcriminali che terrorizzano soprattutto i residenti senza che nessuno intervenga in maniera concreta. Di fatto è che il sindaco acquista una macchina blindata, quindi probabilmente un po' di paura per quanto riguarda la sua incolumità e quella degli operatori che lo circondano c'è. Quindi Palermo è una città pericolosa e in qualche modo anche insicura. A Catania c'è stata una tragedia sfiorata. Un uomo, pistola in mano, ha sparato diversi colpi per esercitarsi al tiro, a poca distanza dal traffico di Inesima e non distante da una bambinopoli. Gli agenti di polizia della zona si sono precipitati per fermarlo. L'uomo
con l'arma che vedete ancora in mano, la rivolta contro di loro, ma è stato subito immobilizzato, sequestrata la pistola, che è una semiautomatica calibro 9, modificata, e un pannello di cartongesso che serviva all'uomo per bersaglio, con i fori dei proiettili bene in vista. Castelvetrano ha tentato inutilmente di fuggire la professoressa vittima di femminicidio. Il marito prima l'ha accoltellata, poi finita a colpi di chiave inglese. L'uomo si è suicidato lanciandosi dal balcone domani in città, fiaccolata di commemorazione. Laura Spanò. Avrebbe provato a scappare Mary Bonanno, la professoressa di 49 anni uccisa dal marito che poi si è suicidato lanciandosi dal terzo piano di una palazzina in via 4 Aprile a Castelvetrano. Un chiarimento, poi sfociato in una violenta lite, forse cercato dallo stesso Francesco Campagna con la moglie venerdì mattina e iniziato nel garage dove lei stava prendendo l'auto per andare a scuola. Qui sarebbe stata bloccata dal marito che l'avrebbe colpita con alcune coltellate all'addome. Lei ha raggiunto le scale cercando di sfuggire alla furia, ma l'uomo l'ha raggiunta e finita con una chiave inglese quando lei si trovava già nell'androne. Mary Bonanno non ha avuto scampo. Sarà comunque l'autopsia disposta dalla Procura di Marsala a stabilire le cause del decesso e la sequenza dei fatti. Nel frattempo le figlie della coppia e i parenti, attraverso il loro legale, chiedono rispetto per il loro dolore e di evitare la diffusione di dettagli privati. Per ricordare Mary Bonanno, vittima dell'ennesimo femminicidio, mercoledì una fiaccolata si snoderà da Piazza Escrivà fino ad arrivare al sistema delle piazze. A Bagheria, sventata l'ennesima truffa del falso carabiniere. Il malvivente catanese si è presentato a casa di un'anziana raccontandole che il figlio rischiava il carcere per aver provocato un incidente e si è fatto consegnare preziosi per 1.500 euro. Ma subito dopo i carabinieri, quelli veri, lo hanno arrestato con la busta ancora in mano. Voltiamo pagina, si vota fino alle 15 per i referendum abrogativi sul lavoro e cittadinanza. Il dato nazionale dell'affluenza ieri si è fermato al 22,7%. In Sicilia la prima giornata di voto si è chiusa con una percentuale ancora più bassa, del 16,32%. Tra le province a guidare la classifica Palermo, dove ha votato il 18,07%, seguita da Enna 17,99, Catania 17,01, in fondo alla graduatoria, sempre ieri, Agrigento, Trapani e Caltanissetta, con una partecipazione inferiore al 14%. Ancora altre notizie: l'esercito di Israele ha sequestrato la Madeleine di Freedom Flotilla, la nave umanitaria che era partita da Catania, diretta alla striscia di Gaza con aiuti umanitari. L'equipaggio, compreso da Greta Thunberg, protesta sui social. Siamo stati rapiti, dichiara. Il ministro israeliano Katz dice: mostrate all'antisemita Greta, dice così, i video delle atrocità di Hamas. Polemico anche il ministro Tajani. Roberta Lunghi. Sono Greta Thunberg e sono svedese. Siamo stati intercettati e rapiti dall'esercito israeliano. Esorto tutti i miei amici, familiari e compagni a fare pressione sul governo svedese per far rilasciare me e gli altri. È il drammatico SOS lanciato via social dall'attivista Greta Thunberg, così come da tutti gli altri partiti il 1° giugno da Catania sulla Madeleine della Freedom Flotilla Coalition per portare aiuti umanitari sulla striscia di Gaza. La scelta di Catania nasceva dall'umanità e accoglienza riscontrata, ma quegli aiuti raccolti non arriveranno a destinazione per l'intervento dell'esercito di Israele. Tra i 12 sull'imbarcazione l'europarlamentare franco-palestinese Rima Hassan. L'ultima frase in diretta Telegram è proprio la sua. Ci hanno lanciato addosso dei prodotti chimici, guardate, questo è un altro crimine di guerra, bloccare una nave umanitaria è un crimine di guerra. Mentre le immagini rilanciate via social mostrano tutti con le mani alzate mentre eseguono l'ordine di gettare i telefoni in mare. Nel video diffuso nella notte dall'account X del Ministero degli Esteri israeliano, gli attivisti appaiono assieme con indosso i giubbotti di salvataggio mentre ricevono acqua e cibo. Il post accusa Greta e gli altri di avere tentato di mettere in scena una provocazione mediatica, il cui scopo era quello di ottenere pubblicità. Katz fa sapere di avere ordinato all'esercito di mostrare agli attivisti arrestati un video sull'attacco del 7 ottobre 2023
È giusto che Greta, l'antisemita, afferma veda esattamente chi è il gruppo terroristico Hamas e quali atti atroci hanno compiuto su donne, anziani e bambini. I militari che hanno preso il controllo della nave sono arrivati al porto di Ashdod in Israele, dove ha fatto ingresso intorno alle 10. E intanto si sta dirigendo a Catania la nave della ONG Louis Michel, che ieri ha soccorso in mare 95 migranti, comprese 7 persone che erano cadute in acqua. Una seconda imbarcazione in difficoltà, segnalata da Alan Fon, non è stata localizzata, avverte la ONG, e temiamo possa essere stata obbligata a tornare in Libia. Intanto a Lampedusa sono arrivati nella notte altri 89 migranti in 2 sbarchi e all'hotspot ci sono al momento 426 ospiti. Altre notizie: irrompe il caldo, temperature roventi in Sicilia e il prossimo weekend si annuncia ancora più torrido. L'allarme dei vigili del fuoco, le istituzioni dicono ci aiutino ad affrontare questa emergenza. Tonino De Manna. Irrompe l'anticiclone africano e l'estate fa subito sentire i suoi effetti con afa insopportabile e caldo rovente. Il weekend appena trascorso è stato soltanto l'assaggio di quel che ci attende nei prossimi giorni, quando il termometro potrebbe sfiorare i 40 gradi, naturalmente nelle ore centrali e nell'entroterra. Caldo africano che va a braccetto con gli incendi, a volte agevolati dalle tante aree incolte che favoriscono il propagarsi e l'estendersi delle fiamme. Interi quartieri di Catania, Danesima a Librino, per non parlare della Playa, sono in grave ritardo con lo sfalciamento e la situazione preoccupa e non poco gli stessi soccorritori. Abbiamo cominciato la campagna antincendio boschiva con mezzi ridotti perché purtroppo l'amministrazione attraverso il governo hanno stanziato meno fondi rispetto agli anni precedenti, pertanto abbiamo grossi problemi per la riparazione. Tantissima è l'erba incolta nel nostro territorio catanese, ci sono zone veramente a grosso rischio che già negli anni passati hanno creato problemi grossi e non indifferenti. Per noi soccorritori ritardare 3-4 minuti in un intervento a volte può causare una tragedia. Ricordiamo via Galermo che da gennaio è chiusa, ancora oggi non sappiamo quale sia il motivo che non sia stata riaperta. Non dobbiamo essere sempre noi soccorritori a dover rischiare quotidianamente, perché ricordiamo che la vita dei vigili del fuoco vale molto di più. Enormi cespugli sono a ridosso di abitazioni e scuole, per non parlare di questa cabina del metano praticamente circondata dalle erbacce secche, basta gettare una cicca di sigaretta per scatenare l'inferno. A proposito di incendi, ieri è stata una giornata drammatica in Sicilia. Le maggiori criticità si sono verificate nel Palermitano, esattamente a Balestrate, San Giuseppe Jato, Monreale e Misilmeri, ma le fiamme hanno fatto paura anche ad Agrigento e nel Catanese. Torniamo alle alte temperature. Quali sono le buone abitudini alimentari da seguire in vista della caldissima estate che ci aspetta? Ecco i consigli del nutrizionista, il professor Giorgio Calabrese, al microfono di Desiree Ferlito. Caldo, anzi caldissimo. In una Sicilia dal clima sempre più tropicale, dove sono attesi i 40 gradi, abbiamo chiesto al professor Calabrese come affrontare le alte temperature attraverso un'alimentazione più consapevole, prestando particolarmente cura naturalmente agli anziani. Gli anziani non hanno tanto voglia di bere perché c'è proprio un problema dei centri della sete che non vengono più eccitati quando superiamo i 70 anni. Allora noi cosa dobbiamo fare? Imporci di bere non 2 litri, 3 litri, ma 4 bottigliette, cioè andiamo a quantificare quello che noi abbiamo fatto. Mantenere poi l'organismo idratato consumando anche frutta e verdura, alimenti già ricchi naturalmente di sali minerali e acqua. Ricordiamoci che la verdura va dall'85 al 90% di acqua e lo stesso la frutta, poi la frutta di stagione, sto pensando soprattutto all'anguria ma anche al melone, vanno al 95% di acqua, come le pesche vanno all'85% e le albicocche anche. Noi ogni giorno almeno 3 pasti, colazione, pranzo e cena, oppure metà mattina, metà pomeriggio e la cena, dobbiamo avere le porzioni di frutta presenti. Poche regole da seguire importanti per la salute. Un'insalatona fantasia in cui ci mettiamo magari un po' di mozzarella o un po' di tonno sott'olio sgocciolato e poi ci beviamo dell'acqua e poi prendiamo della buona frutta per poi compensare la sera, dove possiamo prendere, che so, un primo piatto con le verdure e ci mettiamo magari vicino un po' di pesce. E se da un lato esistono raccomandazioni e alimenti che possono aiutare a fronteggiare i mesi di fuoco, allo stesso modo però ci sono dei cibi a cui dovremmo fare attenzione o addirittura evitare. Se io ho molto caldo, ho molta afa e sovraccarico il mio organismo con grassi
cioè le maionesi, i salumi, bisogna stare molto attenti. Blackout elettrici che causano disagi da Messina a Palermo. Nella città dello Stato i distacchi hanno provocato problemi all'erogazione dell'acqua e quindi la società di distribuzione, l'AMAM, sta valutando l'ipotesi di sporgere denuncia. Francesco Triolo. Messina e la distribuzione dell'acqua, un rapporto difficile e complesso che negli ultimi anni è stato più volte in crisi e adesso ci si mette in mezzo anche E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che eroga l'energia elettrica. Negli ultimi giorni si sono verificati una serie di distacchi sulla linea elettrica che attraversa la zona di Fiumefreddo e che alimenta l'impianto di Torre Rosso, un'infrastruttura strategica per il servizio idrico messinese, che hanno comportato gravi disservizi e che hanno provocato danni al sistema di pompaggio, rallentando la distribuzione dell'acqua e rendendo più difficoltoso il ripristino del servizio. Le zone maggiormente colpite sono quelle del nord della città e di villaggi limitrofi, dove i disagi si stanno facendo sentire in maniera più marcata. I tecnici di AMAM sono al lavoro per contenere le conseguenze, ma l'azienda ha deciso di attivare le procedure necessarie per accertare le responsabilità e sta valutando azioni legali contro E-Distribuzione per quello che secondo AMAM si inserisce nella continuità dei servizi essenziali per la città. Blackout elettrici che si sono verificati anche a Palermo a causa dell'aumento delle temperature. Decine di residenti nel centro sono stati svegliati la scorsa notte dalle sirene degli allarmi degli appartamenti, dove si è verificata l'interruzione di energia elettrica, disagi soprattutto nei quartieri Uditore e Brancaccio. A Palermo una turista francese di 22 anni è finita con il monopattino contro un albero nella pista ciclabile nel ponte di Villa Trabia. La giovane avrebbe perso il controllo del mezzo in discesa e quindi si è schiantata contro l'albero riportando gravi lesioni. È stata ricoverata al Trauma Center ed ha la prognosi riservata. Catania, all'ospedale San Marco, gli studenti del liceo musicale Musco di Librino si sono esibiti in concerto questa mattina donando sollievo a pazienti e parenti. È un'iniziativa che vuole valorizzare le eccellenze del quartiere e che arriva contemporaneamente all'approvazione della Giunta di Catania di un progetto per il rilancio di quel quartiere. Simona Mazzone. Dalle note del Te Deum passando per i capolavori di Morricone fino al rock di Nirvana, Cranberries, Queen, è stata un'insolita accoglienza per pazienti e visitatori dell'ospedale San Marco, dove gli studenti del liceo musicale dell'Istituto Angelo Musco di Librino, accompagnati da dirigenti e professori, si sono esibiti come in un teatro. Esponendomi al pubblico posso tranquillamente smaltire l'ansia, la mia professoressa sia con me che anche con gli altri miei compagni ci aiuta a fare tanti concerti, non solo qui, ma l'abbiamo fatti anche a Taormina, altre parti di Catania, anche nelle zone che non vengono considerate. Una iniziativa da subito accolta dall'azienda ospedaliera con il direttore sanitario del San Marco, Anna Rita Mattagliano, e che rappresenta il primo di una serie di appuntamenti previsti dal progetto di ufficio scolastico regionale, istituti musicali siciliani e assessorati di istruzione e salute. Far conoscere contemporaneamente la bravura dei ragazzi che frequentano i licei musicali siciliani, ma soprattutto farlo dentro i luoghi della cura, dentro i luoghi appunto della sanità, dove portare del benessere attraverso la musica può essere doppiamente significativo. Un'atmosfera che ha coinvolto tutti, persino i ricoverati nei reparti dove sono state aperte le porte e in sala d'attesa. Una cosa positiva sia per i pazienti che anche chi è in attesa, che aspetta. Veramente è una bella iniziativa perché serve anche un po' ad alleviare un po' anche a livello mentale, un po' diciamo ad allontanarsi dai propri pensieri. Mentre al San Marco si suona, Librino è protagonista 2 volte con l'approvazione in giunta del progetto esecutivo per il nuovo parco urbano lineare finanziato dal PNRR per 7 milioni di euro, con cui verrà bonificata una superficie di oltre 17. Ecco, scusate l'interruzione, ma il progetto appunto è per il rinnovamento e l'apertura di nuovi spazi verdi a Librino.
Andiamo a Mazara del Vallo, dove da tempo è attiva una comunità di tunisini. È stata eletta consigliera comunale una straniera, ha 50 anni ed è figlia di tunisini. Eccola con Adelaide Barbagallo. Il voto e la sua storia l'hanno premiata. Shushan Nouren, 50 anni, tunisina, è il nuovo consigliere comunale aggiunto di Mazara del Vallo. In una città dove è forte la presenza di cittadini tunisini, Shushan interpreta la sua elezione come una vittoria delle donne tunisine. Ringrazio soprattutto le donne di Mazara del Vallo, perché i miei elettori principalmente sono state le donne. Sono fiera di questo risultato perché oggi abbiamo dato un segno forte che le donne immigrate di Mazara del Vallo anche loro hanno voluto dare una loro impronta. Porterò in consiglio comunale la voce degli immigrati residenti in città e mi batterò, dice, affinché ci sia il rispetto dell'uguaglianza dei diritti. Un'integrazione migliore, un'integrazione vera. Shushan Nouren è figlia di genitori immigrati dalla Tunisia. La famiglia ha gestito per alcuni anni anche un ristorante tunisino nella Casba. Sposata, madre di 2 figli e mediatrice culturale presso la questura di Trapani. Complimenti a Shushan Nouren. Adesso torniamo a Catania, dove l'attrice Anna Valle ha assistito la madre operata e ricoverata al reparto di senologia all'ospedale Cannizzaro. E in un video Anna Valle ha voluto ringraziare tutto il personale sanitario. Luca Ciliberti. Si è trovata, come tante persone che assistono i propri cari ricoverati, ad accompagnare e sostenere la madre operata e ricoverata nell'unità di senologia dell'azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania. E al reparto, davanti alle malattie, le carriere e i titoli si azzerano. Così, al termine dell'esperienza di caregiver, Anna Valle, tra le più apprezzate attrici italiane già Miss Italia, ha voluto ringraziare pubblicamente tutta l'equipe della Breast Unit per la qualità e l'umanità nell'assistenza. Ho trovato una realtà bellissima, oltre a una grandissima professionalità, una grandissima passione, che è la cosa per me fondamentale, cioè con la quale le persone che lavorano qui, tutto il team capitanato dalla professoressa Catalano, lavora con questa grande passione e grande empatia. Una testimonianza toccante e sentita. Chi entra in ospedale, per qualsiasi problema si trova in ospedale, entra affrontando qualcosa di personalmente molto impegnativo, e da questa parte abbiamo trovato il gruppo infermiere, il gruppo medici, tutte le persone che ci hanno accolto nel migliore dei modi, quasi come delle amiche e degli amici, perché ci vuole tanta energia. Io però qua l'ho trovata, è stato bellissimo. Non è la prima volta che l'attrice siciliana d'adozione vive i ritmi e le emozioni della corsia d'ospedale. Recentemente, per lavoro, nella fiction Lea, ha vestito i panni di un'infermiera specializzata di un reparto di pediatria. Anche in questo caso, grazie all'aiuto di colleghi e pazienti, la protagonista è riuscita a ritrovare energie positive. Facciamo i nostri più sentiti auguri alla mamma di Anna Valle e la salutiamo naturalmente, la figlia. La scuola è finita, ma non per i maturandi. 46.000 sono i giovani siciliani che si stanno preparando alla prima prova, il 18 giugno. Il tema: tante le supposizioni sulle possibili tracce, noi le abbiamo chieste all'intelligenza artificiale. Ecco i risultati con Veronica Barbarino. Sono circa 46.000 i giovani siciliani che affronteranno la maturità quest'anno. Mancano meno di 10 giorni alla prima prova scritta e, come ogni anno, impazzano i pronostici su quali saranno le tracce. Noi le abbiamo chieste all'intelligenza artificiale. Chiaramente ChatGPT non ha accesso alle scelte del Ministero, ma riesce a elaborare ipotesi credibili sulla base di dati, tendenze culturali, ricorrenze e tracce del passato. Ed ecco le previsioni dell'algoritmo. Secondo ChatGPT, per l'analisi del testo i nomi più gettonati sono Gabriele D'Annunzio, Italo Calvino ed Eugenio Montale, ma anche Camilleri per la ricorrenza dei suoi 100 anni. Per il testo argomentativo, invece, i temi potrebbero spaziare dall'intelligenza artificiale alla ricorrenza storica, come gli 80 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Infine, per il tema d'attualità, ChatGPT punta su crisi climatica, salute mentale, parità di genere e conflitti internazionali.
Nessuna previsione ovviamente può sostituire la preparazione e questi giorni per i maturandi sono un passaggio importante, personale e irripetibile. E come ricorda ChatGPT, l'esame non è un giudizio su chi siete, ma un'opportunità per dimostrare quanto valete. In bocca al lupo è anche il nostro, adesso la pausa, subito dopo il calcio, in settimana attesa alla fumata bianca per l'arrivo di Inzaghi sulla panchina del Palermo. Vi aspettiamo. Siamo al calcio, ore decisive per l'ingaggio di Pippo Inzaghi al Palermo. Il tecnico tra oggi e domani definirà l'addio dal Pisa e poi si legherà al club rosanero. Marco Gullà. La settimana appena iniziata è quella che porterà all'ufficialità di Pippo Inzaghi come allenatore del Palermo. In questi giorni è attesa la risoluzione del contratto tra il Pisa e il tecnico, ormai virtualmente nuovo allenatore dei siciliani. Tra il Pisa e Inzaghi il divorzio, comunque non sereno, è stato deciso. L'accordo con il Palermo, biennale più un terzo anno in caso di Serie A, è già raggiunto e il no di Vignato alla cessione in Sicilia come contropartita tecnica ha solo rallentato ma non complicato l'operazione. E poi sarà tempo di calciomercato. Uno dei giocatori che potrebbe essere ceduto è Vasic, che andrà via in prestito per avere più spazio. Il centrocampista ha messo il Padova, neopromosso in Serie B, in cima alla lista delle preferenze. Anche De Planche sembra aver accettato l'idea di una cessione in prestito. Per la Porta l'obiettivo dei rosanero è riprendere Audero dal Como. L'estremo difensore in Sicilia si è trovato benissimo e vorrebbe giocare da titolare anche il prossimo anno, situazione che nella squadra di Fabregas sarebbe molto complicata. Le parti devono concordare cifra e formula di un eventuale trasferimento. Noi ci fermiamo qui, appuntamento alle 20, grazie e buon pomeriggio.